Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con una nuova pillola di Radio Veneto Agricoltura. Quest'oggi siamo in linea con il dottor Diego Tomasi del CREA, vitivinicolo di Conegliano, grande esperto del comparto, e senza perdere tempo chiediamo immediatamente qual è lo stato del vigneto veneto in questo momento. Sì, buongiorno anche da parte mia e un saluto particolare all'amico Renzo. Proprio pochi giorni fa ci siamo trovati con il gruppo che la Regione ha voluto comporre negli ultimi 2 anni, un gruppo di tecnici delle cantine sociali, con i tecnici dei consorzi, con alcuni liberi professionisti, il sottoscritto, per fare un po' il punto della situazione su quello che è proprio lo stato vegetativo e produttivo del vigneto. Ormai la fase fenologica è abbastanza avanzata, siamo in fase di fioritura su quasi tutte le varietà, per cui si può già cominciare ad avere un'idea su quello che potrà essere il carico produttivo distinto per varietà ed anche per ambienti. E quindi cosa è emerso? Innanzitutto la fioritura è una fioritura precoce, per cui possiamo già con buona certezza confermare che sarà anche un'annata precoce. Quindi si prevede vendemmie dello Chardonnay già anche forse prima di Ferragosto e per basi spumanti addirittura intorno al 5-8 di agosto. Quindi Anticipato rispetto alla media degli ultimi 15 anni. E in particolare dell'anno scorso, direi. In particolare, esatto, sì. Abbiamo una situazione un po' di emergenza, soprattutto in tutti quanti i colli Euganei, nella zona di conserve, per quanto riguarda le precipitazioni. Contrariamente a quanto è avvenuto nel resto del Veneto, in quelle 2 aree a fine marzo sono piovuti pochissimi millimetri, una quarantina di millimetri, e poi non è più piovuto, per cui siamo in uno stato di sofferenza idrica. Andando poi Sì, prima di andare sulle diverse varietà, che adesso so sarà una carrellata molto interessante, volevo ricordare a chi ci segue che noi il giorno 11 di giugno alle ore 10 organizzeremo il tradizionale, ormai storico, appuntamento sull'andamento del vigneto veneto alla vigilia dell'estate. Quest'anno però, a causa emergenza coronavirus, non si svolgerà a Conegliano, ma sarà online. Noi Veneto Agricoltura daremo tutte le indicazioni per seguirci dalle ore 10 del giorno 11 giugno. Scusa Diego, vai con con le situazioni delle diverse varietà. Sì, allora dicevamo, partiamo dal Pinot Grigio, e forse in questo momento la varietà più in sofferenza, più in difficoltà. Tutta quanta l'area gardesana, ad esempio, si stimano che non supererà o difficilmente supererà i 100-110 quintali, di poco però superiori saranno le rese anche in tutte quante le altre aree del Veneto, compreso anche l'area ormai abbastanza classica, chiamiamola, del Merlara. Questo perché il germogliamento è stato molto disforme, i motivi possono essere molteplici: la mancanza di precipitazione nella fase primaverile, quindi una fase di germogliamento avvenuta in modo stentato causa l'assenza idrica, bene chi ha irrigato un po' prima del germogliamento, dovute in alcuni vigneti all'esagerata produzione dell'annata precedente, annata 2019, quindi una varietà che stenta a recuperare dopo uno sforzo produttivo dell'annata precedente, grandinate che hanno lasciato il segno anche per l'annata successiva, ancora qualche vigneto in difficoltà con la gelata del 2017. Quindi ecco, per tutti questi motivi il Pinot Grigio in questo momento è la varietà che sconta una minor produzione quasi accertata su tutta l'area veneta. Per quanto riguarda il Glera, è confermato che la sua fertilità è inferiore rispetto all'annata precedente, e questo soprattutto in pianura di Treviso e nell'area di Conegliano. Quello però che si nota è che le dimensioni dei grappoli sono veramente dimensioni quasi mai viste, possiamo avere dei grappoli anche con 30 cm di lunghezza, e quindi questo fa pensare che le rese saranno nei termini dei disciplinari, quindi non avremo rese esagerate, ma neanche rese troppo povere. È interessante notare proprio che questa minor fertilità è dovuta, l'avevamo già detto, alle brutte condizioni climatiche del maggio dell'anno scorso, momento in cui le gemme si differenziano. E se voi notate, soprattutto nei Silvò, vedete che la parte alta della vegetazione è totalmente o con pochissimi grappoli. I grappoli li trovate solo in fondo all'archetto, che corrisponde a quelle gemme che si sono differenziate, che sono differenziate verso il fiore nell'ultima fase del mese di maggio, nei primi di giugno, quando le condizioni climatiche erano cambiate. Allora che quelle gemme che corrispondono all'8ª, 10ª, 12ª gemma dell'archetto sono quelle in questo momento più fruttifere. Ed è interessante proprio notare come la natura sia andata di pari passo,
quasi giorno per giorno quello che è state le condizioni ambientali e meteorologiche del maggio dell'anno precedente. Garganega, quindi parliamo del Veronese e del Vicentino, abbiamo recuperato come stime produttive proprio per lo stesso fenomeno della glera per queste dimensioni del grappolo. Le produzioni sono nell'ambito di disciplinare in collina, qualcosina forse di più in pianura, ma però comunque non tanto da far temere, ecco, scarse produzioni. Possiamo considerare invece i rossi, quindi Merlot, Cabernet, questi scontrano circa un 20-25% di produzione in meno in questo momento stimata, soprattutto nell'area dei Colli Ugani, nell'area del Vicentino e del Lison. Con situazione totalmente opposta invece per i rossi del Valpolicella e del Bardolino, dove le rese sono, soprattutto per il Corvinone, assolutamente in linea con i disciplinari, e discrete anche le rese per quanto riguarda invece la Corvina e la Rondinella. Trebbiano Custano di Custozza, anche questo si è portato su degli ottimi livelli, quindi si prevedono la piena produzione. Per cui diciamo che nel complesso non sarà un'annata scarica, se non per il Pinot Grigio e se non forse per i rossi. Potranno essere un po' più a rischio le zone dove in questo momento è piovuto poco, però diciamo che generalmente si sta presentando bene. La vegetazione è perfettamente sana, abbiamo un'annata, possiamo dire che per questo momento è un'annata senza pressione da peronospora. Quello che invece sta veramente facendo preoccupare è la virosi del Pinot Grigio e la flavescenza dorata, dove mi confermano che ci sono addirittura vigneti con 30-40% di vigneti di glera, intendo, con viti aggredite da virosi del Pinot Grigio. Quindi Pinot Grigio e flavescenza, virosi scusate del Pinot Grigio e flavescenza sono le due patologie in questo momento più preoccupanti. L'allegagione, almeno per gli Chardonnay, per l'età più precoce, è ottima, per cui questo fa sperare sperare e confermare che l'annata sarà un'annata di medio-alta produzione. Abbiamo voluto... Diego, direi che così può bastare. Direi che così può bastare. Abbiamo fatto una carrellata sufficientemente completa, un'anticipazione, e ricordiamo che l'appuntamento è per l'11 di giugno, sempre online. Daremo tutte le indicazioni per seguirci sulla piattaforma Zoom, in quell'occasione sarà la piattaforma Zoom, proprio con tutti gli aggiornamenti sullo stato del vigneto provincia per provincia, e quindi sempre con il dottor Tomasi del CREA, ma poi avremo anche il dottor Rec dell'ARPAV, la Regione Veneto. Insomma, faremo un po' il punto sulla stagione, come l'andamento stagionale del vigneto veneto. Grazie dottor Tomasi, grazie a voi. Grazie per essere stato qui con noi oggi, e un arrivederci a tutti e alla prossima occasione. Saluti a tutti. Arrivederci, a presto.